Proprio penso che è così che è iniziata la storia dell'emigrazione su una nave. E me ne andai col cuore a pezzi pieno di malinconia. La nave lentamente mi portava via. Penso che la nave è stato proprio il mezzo di trasporto più usato dagli emigranti e potrei dire dalla mia famiglia per venire in America, in Nord America. Il primo a venire qua in questa terra fredda, che è il Canada, è stato il mio bisnonno. Lui è arrivato qua nel 1912, se non vado errato, proprio poco prima della Prima Guerra Mondiale. Nel 1950 è stata invece la volta di mio nonno Vincenzo. E dopo 10 anni ha chiamato il figlio, che sarebbe mio padre, Domenico, per venire pure perché ha visto che aveva più opportunità qua, diciamo, che là in Italia, quindi. E la nave, lui è venuto pure con la nave, mio padre è partito da Napoli come milioni di persone e si partiva allora da Napoli. Ricordo il giorno che partì da Napoli, lasciando su quel molo l'allegria, gli amici, il mio paese, casa mia. Il figlio, che sarebbe mio padre, Domenico, per venire pure perché ha visto che aveva più opportunità qua, diciamo, che là in Italia, quindi. E la nave, lui è venuto pure con la nave, mio padre è partito da Napoli come milioni di persone e. La nave lentamente mi portava via. Penso che la nave è stato proprio il mezzo di trasporto più usato dagli emigranti e potrei dire è stato il mio bisnonno. Lui è arrivato qua nel 1912, se non vado errato, proprio poco prima della Prima Guerra Mondiale. Nel 1950 è stata invece la volta di mio nonno Vincenzo. E dopo 10 anni ha chiamato. E proprio penso che è così che è iniziata la storia dell'emigrazione su una nave. E me ne andai col cuore a pezzi pieno di malinconia. La mia famiglia per venire in America, in Nord America. Il primo a venire qua in questa terra fredda, che è il Canada,